Ciao Peppe, cosa fai? Mami, è bello. Sì. Dove vai? Di qua è ancora chiuso perché ha fatto brutto tempo, vero? Ha fatto tanta... ma cosa avete fatto qua? Ancora... Sono arrivata da poco, devo ancora pulire casa e scopro cose, spostamenti dei gatti che... Qua è tutto lurido, sporchissimo. I tiragraffi sono sempre da pulire, tutti i giorni. Ecco, guarda, è arrivata la neve, sappiatelo. Lassù, secondo me no, sta piovendo forse. Sì, lassù sta piovendo. Vieni Pepe, dai. Bravo. Guarda, le unghiette. Sì, comunque è arrivata la neve in alto. Non riesco a farvi vedere niente perché è tutto coperto. Oggi è venerdì 4 novembre. Oggi ho fatto acquistini. Ho comprato un po' di calendari dell'avvento. E ne ho comprati precisamente 3. Allora ho preso, ricapitolando il tutto, ho preso quello della Degusta Box, ma l'avevo ordinato ancora un mese fa. Preordinato, dovrebbe arrivarmi, beh, ormai oggi non credo, la prossima settimana. Poi ho comprato quello di Ecco Verde, ho preso il calendario della Nivea perché ogni anno lo vedo e ogni anno non riesco a trovarlo poi alla fine perché finisce. E poi ho preso il calendario della Kit Kat. Invece che prendere il Kinder ho preso quello. Tanto so già cosa c'è dentro, non importa. Volevo un calendario anche di cioccolatini, di cose così e quindi ho preso quello. Ok, io ho mangiato perché mi era avanzato del riso in bianco, quindi ci ho messo dentro un po' di tonno. Un po' di tonno, un po' di salsa sriracha, basta. Ho un prurito qua in questo momento che io mi staccherei la pelle. Beh, ogni tanto vabbè, ho un po' di prurito. Non posso neanche aprire un po' la porta per far uscire i gatti perché oggi ha fatto pioggia, mista a vento, ha fatto un disastro praticamente. Da domani dovrebbe tornare bello. E nel vlog, forse nel vlog precedente, non mi ricordo se era quello precedente o quello ancora prima, comunque non so come taglierò questi video. Vi avevo accennato, ho detto che mio papà era in ospedale, è tornato a casa, ha un problema al cuore, una malattia, comunque adesso è a dieta ferrea e quindi c'ha medicine da prendere, insomma, adesso deve fare tutti i controlli, ha ripreso a fare le sue passeggiatine. Vado a fare il letto, mi tocca. Dovrei anche togliere i fiori, visto che, vabbè, posso farlo anche domani tanto. Visto? Vista la neve? Silvano! Beh, sulla panchina. È arrivata la neve. Ma c'è qualcuno? Oh, Silvestro! Il mio patato! Hai trovato una bella cussa qui, con la giacca. Questa è la mia vecchia giacca. Bello. Allora, sabato 5 sto mangiando. Perché cosa ho preso? Allora, da Amazon, dove mi metto? Non lo so. Ho voluto assaggiare queste subito, le mini fette con cioccolato fondente con farina integrale ricche di fibra. Comunque ho preso questi da Amazon. Perché non le avevo mai viste queste qui della Mulino Bianco? Buone. E poi mi è arrivato il calendario dell'avvento di Kit Kat. Che bello che è carino. Poi sempre da Amazon ho preso questo shampoo Dercos Technique. Questo è per
i capelli grassi, la cute grassa. Voglio proprio provarlo. Sono disperata, credetemi, io sono disperata, non so più cosa fare. Per me sta diventando insostenibile. Adesso ho l'acqua che bolle, butto la pasta, spengo il gas e poi la condirò. C'ho ben un sugo, 2 sughi in frigo già pronti. Una cosa veloce: pomeriggio andrò a Belluno con Franz, lui andrà dal dentista, io starò lì a aspettarlo e vorrei fare un salto all'Eurospin a fare un po' di spesa. Ma allo stesso tempo ho prenotato una box Too Good To Go dove c'è il frutta e verdura, e quella che prendo di solito quando vado a Belluno, e poi vorrei andare a cenare all'Old Wild West. Non so cosa riusciremo a fare. 3:15, il sole è tramontato lì. Basta, finito. Ciao Peppe, io vado. Ciao. Gattino, io vado. Ciao, io vado. Sono vestita estremamente semplice. La maglia che avevo su oggi, che è vecchissima, ma tanto sotto non si vede. Pantaloni di tuta, basta. Maglia dentro i pantaloni perché fa freddo. E maglione sopra, sciarpa più un'altra giacca perché fa troppo freddo. Non ho una giacca per l'inverno, ho solo quella da lavoro. Mi vestirò con 1000 maglie sotto. Non riesco a trovare una giacca che mi vada bene. Un gatto! Mamma che bello! Adesso devo salutarlo. Ciao! Vieni! E tu chi sei? Non puoi andare in macchina. Oh, che morbido! E chi sei tu? Non puoi andare in macchina, amore. Non so chi sei. No, in macchina non si può però, eh. Vieni qui! Vieni qui! Amore! Sei una femmina. Vieni! E sa di gatti, sì. No, non entrare, no? Amore. Io ho visto che ti hanno dato da pappa, eh. Che occhioni. No, non puoi entrare. Non puoi venire a casa con me. No, 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 no. L'ho chiusa e non puoi venire a casa con me. Esatto. Esatto. Vieni qui. Vieni. Ehi. Vieni. Vieni qua. Ciao. Ma come siamo belli. Oh, che belle fuso. Ciao. Insomma, io trovo gatti ovunque, eh. Vieni. Ti svacchi per terra? No, Dove va? Ah, ha visto qualcun altro. Se ne sta andando. Perché prima ho visto una, non so, pareva una ragazza che le ha portato fuori una scatoletta, l'ha presa, comprata qui al Tigotà e gliel'ha data lì di fuori. Ma sicuramente ha padrone perché è tenuta benissimo, cioè è un bel gatto, pelo morbidissimo. Non è un gatto che vive di fuori. Però che carino. Insomma, qua ci sono gatti sempre ovunque. Ma che bello il tramonto sul Serva. È bello. Ce n'è un altro. Eccolo. Gatina inseguita da gatino. No, è andata di là. Ehi, gatino. Questo l'avevo già coccolato, eh. Penso sia un maschio questo. Vai. Giocano. Tornati a casa, questo è il contenuto della box Too Good To Go. Adesso metto via la spesa perché c'ho un casino totale.
Adesso vado a nascondermi. Dove sei andato? Cosa fai là sotto? Pepe! Pipo! Ciao! Devo prendere il coraggio e sistemare la spesa. Non so, non ho mica voglia. Io rimetterei tutto in una borsa e sistemerei domani. Perché vorrei andare a letto abbastanza presto, non alle 11, però mi sa che ora che faccio tutto arriva alle 11, di sicuro. Ciao Pepe, saluta. Ecco, lui si inizia a fare pane e basta. Lui vivrebbe in braccio, solo che pesa quasi 7 kg, per cui pesa tanto, è difficile da tenere. Dai, vi saluto. Ciao.